È mercoledì 7 febbraio, buongiorno Sicilia, da Angelo Gagliano. Ed Emanuela Corsi, buongiorno. Allora, stamattina parleremo tanto di spettacolo, di cultura, ma anche di sport, in modo particolare nella circostanza di kickboxing al femminile. Ma intanto ci occupiamo di cronaca, le notizie, le ultime notizie. Cominciamo intanto dall'amore e la devozione, perché nella giornata di ieri si è conclusa a mezzogiorno la processione Fiume di Sant'Agata, la più partecipata di sempre. L'attenzione dei devoti ora si sposta verso l'ottava e poi calerà il sipario. Inizierà la lunga attesa per l'edizione del prossimo anno, ricordando però che, come sempre in estate, a metà estate, ad agosto, il 17 di agosto, ci sarà Sant'Agata d'estate. Sentiamo il servizio della nostra Eva Spampinato. Sono le 12 in punto del 6 febbraio, quando il fercolo di Sant'Agata ritorna in Piazza Duomo e il busto della Santa Patrona viene sollevato dall'abbraccio del suo popolo bianco. Pochi minuti dopo, quelle braccia diventano le sue gambe e, ondeggiando, Agata rientra in cattedrale tra lo sventolio festante dei fazzoletti bianchi, i telefonini puntati, gli occhi gonfi di lacrime e il cuore colmo di gioia e tristezza. Sono le 17:30 quando Sant'Agata si affaccia su Piazza Duomo, salutata da un tripudio di applausi e fuochi d'artificio. La processione procede lenta e composta, un insieme di fattori hanno reso l'edizione 2024 la più partecipata di sempre. Complici il bel tempo e le temperature primaverili, la coincidenza del fine settimana, la chiusura delle scuole anche per il Semattina, la presenza eccezionale di turisti e pellegrini da tutte le parti del mondo. Per sollecitare i devoti a fare spazio all'avanzata della Santa, l'arcivescovo Renna è costretto ad intervenire di nuovo con risolutezza. Poco dopo le 6 del mattino i fuochi di Piazza Borgo, alle 10 la spettacolare salita di San Giuliano che procede a passo e durerà 5 minuti e poi il canto delle suore benedettine. Renna ancora una volta in prima fila e siede sul baiardo. Io sono contento di come si è reagito, della consapevolezza che si sta prendendo. Bisognerà lavorare con la collaborazione di tutti, soprattutto dei devoti. La maratona TV di Antena Sicilia e Telecolor ha raggiunto il mondo intero grazie allo streaming sulla Sicilia Web, guardato da un impressionante numero di spettatori da tutta Italia, ma anche da paesi come l'Indonesia, l'Australia, la Thailandia, le Mauritius. Devoti tutti e in tutte le lingue. Socialmente pericolosi, capaci di reiterare il reato. Non ha dubbi il GIP di Catania, che ha convalidato il fermo degli egiziani che sono indagati per lo stupro nei bagni pubblici della Villa Bellini di Catania, uno stupro contro una bimba di appena 13 anni. Oggi nel pomeriggio donne dei sindacati CGIL e CISL UIL, ma anche di altre associazioni del territorio, manifesteranno sotto la prefettura. Appare evidente che sussiste il pericolo di reiterazione del reato. Non ha dubbi il GIP Carlo Umberto Cannella, che ha convalidato il fermo degli egiziani indagati per lo stupro nei bagni pubblici della Villa Bellini di Catania. L'orrore ha avuto fine solo grazie al tentativo della ragazza di liberarsi, scrive il giudice nell'ordinanza di custodia cautelare per i 4 maggiorenni. Appare probabile che in assenza della disperata reazione la terribile violenza sarebbe proseguita anche a opera di altri indagati. Per il GIP ci sono inoltre altri elementi che farebbero presupporre la pericolosità sociale dei fermati. Tra questi il fatto di aver bloccato il fidanzato 17enne, agevolando e consentendo così ad altre persone di violentare una ragazzina di appena 13 anni senza un minimo rimorso, anzi in alcuni casi assistendo alla scena. Per tutte queste ragioni Cannella ritiene adeguata la misura della custodia cautelare in carcere per 3 di loro e gli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico per il 4º, che ha fornito elementi utili alle indagini. La notizia dello stupro intanto continua a suscitare sconcerto e reazioni forti. Il fatto che è accaduto è un fatto grave anche per il contesto, perché è accaduto in un giardino pubblico alle 19:30 del pomeriggio, quando c'era tantissima gente in giro. Inoltre chiederemo al prefetto anche
di poter riconvocare il tavolo contro la violenza di genere che era stato già istituito qualche tempo fa. Intanto il procuratore aggiunto Sebastiano Ardita ha descritto la giovane vittima come una ragazza serena, determinata e ferita, ma desiderosa di giustizia, senz'altro più matura della sua età, non desiderosa di vendetta e senza rendersi disponibile a riconoscimenti incerti. Questa ragazza, vittima di un reato grave, ha aggiunto Ardita, ha dato esempio di obiettività, reagendo e avendo fiducia nella giustizia. C'è ancora cronaca, torniamo a occuparci dell'omicidio avvenuto a Paternò. Un marocchino di 36 anni è stato fermato a Milano mentre tentava di scappare in Francia. Sarebbe lui il responsabile della morte del connazionale, che è stato accoltellato domenica in una via proprio di Paternò, in via Verga. Da chiarire ancora comunque il movente. È stato posto in stato di fermo a Milano mentre dalla stazione Garibaldi cercava di raggiungere la Francia. Si tratta di un 36enne marocchino senza fissa dimora. Sarebbe lui il responsabile dell'omicidio di un connazionale avvenuto a Paternò il 4 febbraio. I carabinieri catanesi lo hanno individuato grazie a indagini telematiche e hanno avvisato i colleghi di Milano che lo hanno bloccato prima che partisse su un treno Intercity per la Francia. Nei suoi confronti era stato richiesto un fermo dalla procura di Catania. L'omicidio è avvenuto attorno alle 13:30 di domenica scorsa, al culmine di una lite scoppiata in quest'area di servizio di via Verga. La vittima, Mohamed Muna, di 27 anni, è stato ucciso a coltellate. Dalla prima ispezione cadaverica, infatti, sul corpo dell'uomo sarebbero state trovate diverse ferite ad arma da taglio, ferite mortali per il giovane che, agonizzante, avrebbe tentato di chiedere aiuto. Il fermato sarebbe stato identificato dai carabinieri anche grazie alle telecamere presenti nell'area di servizio. Resta ancora da chiarire il movente della lite culminata nell'omicidio. E adesso le notizie del giorno, quelle riportate dai quotidiani. Come sempre cominciamo dai quotidiani regionali. In studio, come avete già visto, c'è Emanuela Corsi, a lei do la linea. Sì, Angelo, grazie. Allora partiamo subito dalla prima pagina della Sicilia, parliamo dello stupro di gruppo che è avvenuto appunto all'interno della Villa Bellini di Catania. Leggiamo: la ragazzina vuole giustizia, non vendetta. Queste sono le parole di Ardita. Intanto il GIP convalida i fermi, come abbiamo sentito anche nel servizio, una terribile violenza che suscita orrore. Queste sono le parole appunto scritte nell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari. Anche gli altri 4 egiziani indagati per lo stupro alla Villa Bellini restano quindi agli arresti, 1 ai domiciliari. Il GIP Cannella parla di violenza bestiale, pericolo di reiterazione e fuga del branco. Il procuratore aggiunto Ardita invece appunto dice: la ragazzina dimostra grande maturità, chiede giustizia e non vendetta. E poi da contraltare, da tanto orrore, insomma, invece ha una notizia sicuramente più lieta. Oggi se ne parla tanto su tutte le prime pagine dei quotidiani. È iniziato il Festival di Sanremo con le solite polemiche, ma quello diciamo fa parte del programma. Quelle è il sale di Sanremo, le polemiche chiaro, sono il sale di Sanremo. Anzi, devo dire che quest'anno, almeno fino a questo momento, sembra non ci siano questioni siamo ancora agli inizi. Siamo ancora all'inizio. E musica, scrive la Sicilia. Vediamo Amadeus, appunto il direttore artistico, anche quest'anno è conduttore. Amadeus accende il Festival di Sanremo. Si avvicina la protesta dei trattori che ieri hanno strappato un primo sì all'Unione Europea. Questo potrebbe essere un tema che potrebbe accompagnare il festival. Sì, perché diciamo che Amadeus ha aperto ai trattori, nel senso che li ospiterebbe anche a Sanremo proprio per fare sentire le loro ragioni, le loro istanze. E beh, chiaramente poi la cosa si sposta dal piano dello spettacolo e al lì c'è piano la polemica politico. anche politica. Esattamente. E poi si parla chiaramente sempre sulla Sicilia anche della festa di Sant'Agata. Si tirano un po' le somme e quindi processione infinita, conclusa la festa, Sant'Agata restituita soltanto a mezzogiorno. In tanti hanno lamentato questi ritardi. Quest'anno il giro soprattutto esterno è stato molto lungo, ma anche quello interno, insomma la Santa, però ne parlavamo anche fuori diretta, ormai diciamo è un trend che negli ultimi anni si verifica sempre più Diciamo spesso. che le nostre lunghe dirette, anche quelle di quest'anno, arrivano sino alle 13 ormai da un po' di anni, quindi per noi è stato nella norma. Per quanto riguarda il giro interno non c'è stato nulla di diverso rispetto agli altri anni. Probabilmente il giro esterno sì, là c'è stato qualche ritardo, soprattutto con la salita dei Cappuccini che è stata fatta praticamente a sera
molto tarda tarda. esattamente. Altre notizie, ancora tensioni per quanto riguarda la regione, il centrodestra oggi al test in aula del disegno di legge sulle province, monito di Barbagallo, opposizioni coerenti, i tornacontismi hanno il fiato corto, queste sono le parole del segretario regionale del Partito Democratico. Truffe sui pascoli e business droga. Torna a colpire la mafia dei Nebrodi che cercava nuovi spazi e ci sono degli arresti. Andiamo a vedere nelle altre notizie. Sempre sulla prima pagina di cronaca, a Catania, Centauri, comincia la requisitoria del procuratore generale. A Paternò, omicidio del marocchino, preso il killer appunto in fuga. Lui era a Milano che tentava di scappare in Francia. È ancora da chiarire il movente di questa lite appunto che è scoppiata tra i due connazionali e che poi è culminata con la morte di un 27enne, come abbiamo visto anche nel servizio, in un'area di servizio poco più avanti. Poi a Catania sempre tiene il cavallo in box stretto e buio, è stato deferito. E poi vediamo a Taormina CCMP e ospedale, sostegno dalla città. Poi c'è una notizia che commenteremo tra poco, la commenterai tu però, più che altro calcio Serie C, il Catania umiliato nel recupero in casa del Picerno, ora la classifica diventa pericolosa. Ne parleremo. Ne parleremo vedendo l'approfondimento. La notizia appunto all'interno della Sicilia, ma intanto vediamo in primo piano questa terribile notizia che tra l'altro è emersa, è stata resa nota nel giorno in cui iniziavano i festeggiamenti di Sant'Agata. Qualcuno ha sospettato, l'hanno detto oggi un po' per rovinare il clima di festa. Non è così, in realtà c'era un blitz in corso e chiaramente per evitare che appunto una fuga di notizie potesse compromettere questa che è stata un'indagine che tra l'altro ha portato al fermo di 7 persone, quindi chiaramente la coincidenza è stata strana, ma è stata realmente una coincidenza. Leggiamo quindi la fuga ha evitato altra violenza dal branco, un'azione che fa orrore. Queste sono le parole appunto del GIP, parole durissime nella convalida dei fermi dei 4 egiziani maggiorenni. E poi il procuratore aggiunto Ardita che parla della forza di questa ragazzina di soli 13 anni, una bambina, possiamo una bambina, ancora, sì, esatto, 13 anni una bambina. 13 anni una bambina, la ragazza dimostra maturità, non vuole vendetta ma giustizia. Il profilo della tredicenne nell'analisi del magistrato catanese appunto che coordina il pool Codice Rosso. Andiamo a vedere la prima pagina della provincia di Catania e naturalmente Sant'Agata è in primo piano, la festa si allunga fino a mezzogiorno, tra soste estenuanti e accelerate del Fercolo si concludono i festeggiamenti. Verso l'8ª soddisfazione della prefettura per la sicurezza, tutto si è svolto in un clima comunque composto, tranquillo, non è successo nulla. Nessun intoppo. Esattamente, c'era anche una presenza massiccia anche di forze dell'ordine che chiaramente dobbiamo ricordare, dobbiamo anche ringraziare per il lavoro svolto in questi giorni per far sì che i festeggiamenti si svolgessero appunto in un clima sereno. Dopo i fuochi mattutini del Borgo si lavora intanto per rimuovere la cera. I provvedimenti nelle strade della processione, il transito è a 20 km orari per gli automobilisti e c'è il divieto di circolazione per i mezzi a 2 ruote come avviene ogni anno. Ancora Agata nella cameretta, la festa senza orari certi finisce dopo mezzogiorno. La prefettura, le manifestazioni tenute in piena sicurezza appunto grazie a chi l'ha garantita e alla guida sicura anche dell'arcivescovo. E poi dicevamo, dopo i fuochi del Borgo scatta adesso l'operazione rimozione cera, gli operai sono al lavoro in tempo reale ma restano perplessità sulle tante accensioni non autorizzate. Diciamo che quest'anno si è rivista un po' troppa cera rispetto a quello che era accaduto l'anno scorso, negli ultimi anni, e evidentemente
da questo punto di vista bisognerà apportare qualche correttivo. Ecco, e poi l'altro volto, diciamo, della medaglia, l'altra faccia, pure gli abusivi alla festa, spenti bracieri e caldaie che non erano in regola, troppe aree food e prezzi alle stelle. Parla l'assessore Giuseppe Gelsomino, che è l'assessore del comune di Catania, appunto alle attività produttive, decine di verbali elevati. E poi c'è una nota social del sindaco trentino che ha tirato un po' le somme di questa prima festa di Sant'Agata vissuta da sindaco. Impossibile soddisfare la sensibilità di tutti i cittadini. È un post lungo. Noi leggiamo qualcosa, per esempio, ecco, è terminata la festa di Sant'Agata più partecipata di sempre, nonostante le decine di migliaia di persone che l'hanno seguita, tutto si è svolto nella massima compostezza. Naturalmente non è pensabile che un evento che raccoglie così tanta gente possa soddisfare le sensibilità di tutti, gli orari di durata e di rientro della Santa, il gradimento dei giochi pirotecnici, il contingentamento degli accessi in piazza. È normale che creino qualche dissenso. Queste le parole di Trentino. E poi qualcuno ha anche ritenuto che dovessimo rivedere, questo è un punto importante, l'organizzazione per effetto del tragico episodio accaduto alla Villa, che ci ha ferito l'anima provocando un lancinante dolore. Ma se da un lato non sarebbe servito per alleviare il diffuso malessere, dall'altro è come se lo stare insieme alla nostra patrona alimentasse un comune senso di solidaristica reazione, tante persone strette tra loro a simboleggiare l'unione simbolica con due ragazze violate. Quindi sì, c'è stata anche un po' questa polemica chiaramente rispetto ad un fatto così grave, così atroce, che ha ferito sicuramente l'anima di tutti i catanesi. Qualcuno ha detto che forse bisognerebbe abbassare un po' i toni della festa, però La festa è stata quest'anno, devo essere sincero, devo rilevare, molto sobria, non ci sono stati eccessi, all'interno, all'esterno del cordone si è pregato tantissimo, ci sono stati gli inni a Sant'Agata, c'è stata molta compostezza. E comunque è un fatto che è stato ricordato costantemente, cioè nessuno ha dimenticato assolutamente sia le istituzioni ma anche noi che abbiamo chiaramente raccontato la festa, non abbiamo mai dimenticato che chiaramente c'era un fatto grave che andava assolutamente posto sotto i riflettori. Andiamo a vedere velocemente la Gazzetta del Sud, la prima pagina: spaccato il fronte degli agricoltori, il dietrofront dell'Europa sui pesticidi, non ferma però la marcia dei trattori in Sicilia, però ci sono due anime della protesta. Da domani la mobilitazione a Roma, in Sicilia appunto i ribelli si moltiplicano. E oggi ci sarà una grossa manifestazione nell'Agrigentino che seguiremo poi nel corso dei nostri telegiornali. E poi nuovo colpo alla mafia dei pascoli sulle truffe agricole nel Messinese a Tortorici, scattata la maxi operazione Nebrodi 2. Andiamo a vedere anche il giornale di Sicilia: agricoltura sì all'unità di crisi. Mentre la protesta dei trattori, in cui si unisce quella dei camionisti, dilaga anche in Sicilia, si insedia l'organismo voluto dalla regione, Schifani pronti a stare al loro fianco. Primi risultati della serrata degli operatori del comparto. Von der Leyen annuncia il ritiro della proposta di regolamento sui pesticidi, che vedremo meglio nella rassegna stampa nazionale. Province, iniziato all'Ars il cammino per il ritorno. E ancora, caro mutui, anche gli stranieri beneficiano degli aiuti che sono stati messi in atto dalla regione. Estorsioni e truffe, colpo al clan dei Nebrodi, 23 arresti, indagini pure ad Enna, Catania e Siracusa. Ti faccio vedere velocemente la prima pagina di Repubblica e poi velocissimo c'è anche di Repubblica Palermo e poi il Catania, se abbiamo ancora qualche minuto. In primo piano, caro affitti, studenti beffati, assegnati dallo Stato poco più di 400.000 euro agli atenei siciliani, che contano in totale 1.450 beneficiari con ISEE inferiore a 20.000 euro. E i giovani dei piccoli paesi si organizzano in rete per frenare l'emigrazione. Dal Ministero un contributo di soli 23 euro al mese. Poi c'è la marcia dei trattori nel taglio alto, siamo in ginocchio, aziende in crisi per siccità e rincari. Picchetti a Enna e Sciacca, Schifani insedia l'unità di crisi. Dicevamo il Catania che
ha recuperato ieri la partita contro il Picerno, che era stata sospesa, anzi non è mai iniziata in realtà, è stata rinviata per la neve. Quindi Picerno-Catania che finisce 1-0, ancora battuti e umiliati, una squadra che non reagisce rimane a un passo dei play-out. Allora, questa è una costante del Catania di quest'anno, una squadra che non ha mai avuto continuità, una squadra che soprattutto con... diciamo, quando va sotto non riesce a ribaltare o comunque a recuperare il risultato. Quello di ieri è stata la settima volta, per la settima volta il Catania ha perso per 1-0 in campionato. Quella di ieri è stata la 10ª sconfitta di un campionato che certamente non può considerarsi soddisfacente per quello che è stato fatto, per quelli che sono stati gli investimenti che sono ripetuti anche nella campagna di riparazione, calciomercato mi riferisco, di gennaio. Avremo modo di affrontare questi temi, chiaramente sviscerarli in maniera più approfondita in quello che è l'appuntamento poi classico e canonico del dopogara del Catania, Corner, lo faremo questa sera alle 20:45 su Telecol. Affronteremo questi ed altri problemi, cercheremo di capire, magari proveremo a trovare, non dico delle soluzioni, ma dei perché intanto un'analisi, diciamo, esatto, a questa continua crisi che non si riesce insomma, che non riesce, dalla quale il Catania non riesce ad uscire. Fra le altre cose si avvicina sempre di più quella che è la data di una partita importantissima, che è il 28 di febbraio, che è la semifinale di ritorno di Coppa Italia, quella semifinale che potrebbe dare al Catania l'accesso direttamente ai quarti di finale dei play-off per la promozione in Serie B, ma il Catania intanto deve evitare i play-out, come sottolineavano i colleghi poi del giornale La Sicilia, e avere un po' più di tranquillità, recuperare tutti i giocatori che sono stati acquistati, perché tutti i giocatori acquistati a gennaio non sono disponibili in questo momento per andare in campo, e anche questo è un tema di discussione. Quindi appuntamento questa sera e ne sapremo tutti di più su questo Catania con Angelo Gagliano. Va bene, questa era la rassegna stampa regionale, tra poco invece vedremo i quotidiani nazionali. Noi facciamo subito una pausa e poi ci ritroviamo per leggere i quotidiani nazionali, sempre con Emanuela Corsi. Buongiorno Sicilia, è il momento adesso della rassegna stampa nazionale e anche internazionale, perché ci sono temi di carattere internazionale sui quotidiani che andiamo adesso a conoscere e a vedere grazie a Emanuela Corsi. Sono due i temi che oggi troviamo in prima pagina su quasi tutti i quotidiani. E da un lato la protesta dei trattori e soprattutto questo retromarcia dell'Unione Europea, e poi dall'altro invece il Festival della canzone italiana, quindi il Festival di Sanremo, che è partito ieri con la prima serata. Allora, intanto vediamo il Corriere della Sera che scrive: trattori, l'Unione Europea cambia rotta. Gli agricoltori però non fermano la protesta, i blocchi e l'obiettivo che è Sanremo. Annuncio di von der Leyen che dice: ritiriamo le nuove regole sui pesticidi, Meloni, vittoria anche italiana. Però dicevamo, gli agricoltori non si accontentano, continuano ad andare avanti con la protesta e puntano a Sanremo, non ovviamente per cantare o per presenziare, insomma, ma perché anche Amadeus si è aperto, insomma, ad accoglierli per sentire le loro ragioni. E poi appunto il festival, la fotonotizia è dedicata a Sanremo e a questa donna, è la madre di un ragazzo che è stato ucciso a Napoli l'estate scorsa. Lei, tra l'altro questo ragazzo doveva far parte dell'orchestra di Sanremo di quest'anno, quindi c'è stato questo ricordo. È stato questo bellissimo messaggio della mamma. Sì, la madre poi insomma ha fatto un discorso che è stato anche molto toccante e commovente. Show di Mengoni, in testa c'è Loredana Bertè, questo per quanto riguarda la musica. Poi tra un po' vi racconteremo anche il nostro Sanremo, giusto Angelo? Certo. Quello che abbiamo vissuto noi di ieri sera. Poco, per ovvi motivi, poco, però insomma... È finito tardissimo il festival. Diciamo quindi... che tra la tua parte e la mia una mezz'oretta la copriamo. Improponibile, perché per l'ora che facciamo noi la mattina ci siamo presto, il festival è finito oltre le 2 di notte, se non dico male, così mi dicono, io non l'ho visto. No, era proprio stabilito che sarebbe finito attorno alle 2:30, per noi è quasi l'orario della sveglia, quindi è impossibile. Vediamo altre notizie. Allora, a proposito di Sanremo invece, restiamo su questo, e Amadeus
Amadeus, l'antifascista, canta Bella ciao Siparietto con Mengoni. Ancora altre notizie invece, IRPEF e gasolio, caccia ai fondi per i contadini, questi sono i piani del governo. Un fatto che arriva da Milano, quegli studenti con i coltelli, è stato ferito un ragazzino di 16 anni fuori da una scuola. Questo accade dopo l'aggressione ad una professoressa invece. Notizia invece dall'estero, Kiev è un punto fermo, alleanze sui valori del PD, queste sono le parole del Dem Lorenzo Guerini, che dice: il sostegno all'Ucraina è un punto fermo per appunto il Partito Democratico e il sostegno a chi lotta per la libertà. Questo sul fronte della guerra tra Russia e Ucraina. E poi il guardasigilli Nordio, i Salis mai lasciati soli, rispetto la sovranità altrui. Questo per quanto riguarda il caso di Ilaria Salis, che è detenuta in Ungheria in condizioni disumane, insomma c'è una mobilitazione, insomma si sta interessando di questo caso anche il governo italiano dopo un primo tentennamento iniziale, ma c'è anche un altro caso che riguarda la Sicilia, c'è un giovane invece che è detenuto in una prigione in Romania, poi vedremo perché anche i quotidiani se ne occupano oggi. Ostaggi, Hamas apre all'intesa ma chiede la fine della guerra. Gaza, gelo di Israele, un caso, i video dei soldati felici per i raid. A Milano la sentenza sugli atti di nascita, i giudici dicono no alle due madri, cioè potrà essere depositato solo il nome della madre che praticamente dà alla luce il bambino, la gestante, ecco, può essere indicata come genitrice e la Corte dice intervenga il legislatore. Arrestato il figlio di Visco, è stato un ministro. Esatto, per corruzione e le parole proprio dell'ex ministro dice sono stupito. Ancora entriamo dentro le pagine, gli approfondimenti, quindi vediamo a pagina 2 del Corriere appunto l'Europa che apre agli agricoltori dopo settimane di proteste un po' in tutta Europa, anche in Italia, no a nuovi vincoli sui pesticidi. Von der Leyen ritira la proposta di regolamento, Meloni, vittoria anche nostra. E intanto andiamo a vedere per quanto riguarda il clima. C'è questo obiettivo del 55% dell'Unione Europea di riduzione delle emissioni di gas serra entro il 2030, la neutralità entro il 2050, questo è quello che vuole l'Europa. 90 miliardi i fondi mobilitati dall'Unione Europea per sostenere le regioni più colpite dalla transizione verde. E ancora, per quanto riguarda i pesticidi, 50% la riduzione dei pesticidi doveva arrivare entro il 2030, proposto dalla Commissione dell'Unione Europea nel regolamento che però adesso verrà ritirato. E poi 0,40% la percentuale di prodotti agricoli in Italia trattati con fitofarmaci che superano i limiti previsti dall'FSA. E poi come sono cambiate le regole, quali sono gli effetti sulle coltivazioni nella proposta del Parlamento dell'Unione Europea, quali sono tutti gli obiettivi da raggiungere entro il 2035 in questo articolo appunto che troviamo oggi a pagina 2 del Corriere. E ancora, sconto sull'IRPEF e caro gasolio, il governo cerca i fondi, i contadini divisi a Roma, la capitale è accerchiata, attacchi a Lollobrigida. Lui, chi propone, sarà ascoltato. Le richieste quali sono? Ripristino delle agevolazioni, quindi la proroga dell'esenzione dell'IRPEF per i redditi agrari e dominicali, cioè derivanti dal possesso dei terreni, in vigore dal 2016, la legge di bilancio 2024 però l'ha cancellata. Il governo sta studiando un modo per rimodulare appunto la tassa. Poi il carburante è più accessibile, questa è un'altra delle istanze appunto degli agricoltori, e poi no alla quota di campi
incolti. Tra le norme della PAC 2023-2027, cioè la PAC sarebbe la politica agricola comune, c'è anche l'obbligo di lasciare almeno il 4% dei terreni incolti per accedere agli aiuti comunitari, ma la Commissione dell'Unione Europea ha annunciato una deroga all'obbligo, ma solo per il 2024, prevedendo però determinate condizioni. Andiamo a vedere questi trattori che però vanno verso la Liguria, vanno a Sanremo, ma la RAI però dice nessun contatto. Il PD vadano a Palazzo Chigi, gli agricoltori portano sul lungomare la mucca Ercolina 2 che vediamo in questa foto. E poi sotto vediamo gli U2, qualcuno si chiederà che ci fa la mucca con gli U2, cosa c'entrano? I precedenti, quello che è successo a Sanremo negli anni passati, perché se da un lato potrebbero arrivare appunto gli agricoltori, o meglio i trattori, perché poi il trattore è stato un po' il simbolo di questa protesta, ecco cosa è successo in passato, da Bono contro il debito al salvataggio di Baudo, che resterà questo negli annali della storia della TV italiana e soprattutto del festival, quando il dissenso va in scena all'Ariston, perché è un palco che fa gola, è una trasmissione tra le più viste in assoluto nel nostro paese. C'è quindi attesa adesso per i dati di ascolto, no? Esatto. Per stamattina. E quindi anche è un palcoscenico dove molti vogliono fare sentire la loro voce proprio per avere una risonanza importante. È un megafono impressionante Sanremo. Esatto, esatto. E qui vediamo il mitico Pippo Baudo, appunto, mentre abbraccia il giovane che voleva buttarsi giù appunto non mi ricordo dove, comunque. Sì, era all'interno dell'Ariston, credo che fosse non in platea, ma insomma, su nei palchetti in alto, sì. Okay. E poi vediamo appunto questo festival che inizia con qualche polemica, zappatore antifascista, tutti i volti di Amadeus, che intanto intona Bella Ciao, giusto per metterci un po' di pepe, no? Ma Sanremo deve fare parlare, no? Deve un attimino infiammare, che altrimenti se passa sotto traccia... No. Alla fine non funziona. Certo. Vediamo qualche altra prima pagina stamattina. Sì, allora vediamo per esempio Repubblica, il Festival dei Trattori scrive disagio del governo dietro il timore della RAI per gli agricoltori sul palco, ma Amadeus rilancia sono i benvenuti, riunione dei vertici di Viale Mazzini, l'ipotesi del collegamento esterno e da domani la protesta irrompe nella capitale. Poi von der Leyen rinuncia alla stretta sui pesticidi e promette incentivi. Vediamo qui Mengoni con Amadeus, Mengoni che è un co-conduttore, show con baci e manette, e poi l'ovazione in sala per Loredana Bertè, una vera sorpresa che noi abbiamo perso. Vabbè, diciamo, ve lo diciamo prima prima. In classifica in quella provvisoria. Non so a che ora abbia cantato, però non era era un orario off limits sicuramente per me e per Angelo. Vediamo la stampa, trattori in marcia indietro della Unione Europea. La protesta spinge Bruxelles a cambiare rotta, von der Leyen ritiriamo la legge per ridurre i pesticidi, Amadeus e Fiorello aspettiamo i ribelli, nomine RAI e FS scontro tra Lega e Fratelli d'Italia. E poi le due Italie, appunto, da un lato gli agricoltori, vediamo la mucca che abbiamo visto anche prima, e poi dall'altro invece Amadeus con Mengoni in questo siparietto. Un'ultima prima pagina. Ti faccio vedere soltanto i titoli su Sanremo, sì, velocissimi. Il Giornale che scrive vincono i trattori, e poi Sanremo non cambia mai, si parte con Bella Ciao, ecco cosa sottolinea il Giornale. E invece il Fatto Quotidiano, la trattativa trattori Sanremo. Vediamo ancora velocemente l'Unità, Sanremo e la Meloni ai ferri corti. Libero, il Festival dell'Unità, scrive, compagni di Sanremo, perché Bella Ciao chiaramente. No, devo dire che
Si parte col botto, Amadeus canta e dedica bella ciao al Premier, Landini si imbuca con il camper della CGIL, meno male che c'era, che era Telemeloni, scrive appunto Libero. Beh, diciamo che stamattina su Sanremo ci si può sbizzarrire. E allora ci fermiamo, c'è un'altra sosta per Buongiorno Sicilia, ci rivediamo con i primi ospiti della nostra giornata. Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì con tempo variabile al centro-nord, cieli infatti in prevalenza grigi in pianure sulle zone pedemontane con qualche goccia di pioggia tra Levante Ligure, Alta Toscana e Friuli Venezia Giulia. Altrove ampi spazi soleggiati. Sulla Sicilia sole assoluto protagonista nella giornata di mercoledì con qualche velatura di tanto in tanto senza precipitazioni, la ventilazione debole con mari calmi o poco mossi ma solo al largo. Temperature massime stabili con clima molto mite nelle ore centrali, valori infatti che potranno andare anche oltre i 20 gradi. Nel corso della giornata di giovedì ancora sole assoluto protagonista sulla Sicilia, sempre qualche velatura di tanto in tanto ma solo in transito, la ventilazione e il rinforzo con mari localmente mossi ma solo al largo. Temperature massime senza particolari variazioni con valori che saranno ancora compresi tra i 16 e i 20 gradi. Dettagli maggiori come sempre sull'app di Trebi Meteo. Ma quindi cucino io Cucini oggi, tu con quello oggi. che c'è nella mystery Qui box. ci sono gli ingredienti con cui dovrai cucinare. Che puntata. Alza la mystery box. Meglio che non cucini, guarda. Cosa? Vediamo che arriva. Buongiorno Sicilia, allora i primi ospiti della nostra puntata, parliamo di Teatri della Diversità, è una iniziativa che vede insieme l'Università di Catania, ma non solo l'Università di Catania, con l'associazione Neon, c'è poi una compagnia di attori che è unica nel suo genere, la scopriremo, cercheremo di capire, un riferimento a un grande scrittore che ci ha lasciato e adesso ne parliamo con gli ospiti in studio. La professoressa Paolina Mulè, che è ordinario di didattica e pedagogia speciale al Dipartimento Scienze della Formazione all'Università di Catania. Buongiorno. E con noi anche Piero Ristagno, che invece è il direttore artistico dell'Associazione Culturale Neon. Allora, mettete in scena, fatemi utilizzare questo termine, quello che è una formula particolare, inedita, no? Di fare teatro. C'è sì, diciamo, lo spettacolo, ma insieme o comunque posticipato, traslato di poco, c'è anche un convegno. Comincio con la professoressa Mulè, l'idea di mettere, cioè di questa nuova formula. Intanto non è appunto una novità per noi, già l'anno scorso abbiamo sviluppato quest'idea che ha funzionato e l'idea è questa, quella di sicuramente dopo lo spettacolo riflettere sull'importanza in questo caso dei teatri della diversità e il teatro per noi diventa un dispositivo metodologico didattico importante per determinare cambiamenti nell'essere umano. E i teatri della diversità hanno sostanzialmente questo compito, quello di annullare la disabilità. E il teatro rappresenta il luogo privilegiato per questo, quindi valorizzare le differenze. Il vostro è una sorta di laboratorio, un laboratorio dove si mettono insieme diciamo aspetti diversi, situazioni diverse e in questo arriva a sostegno, c'è l'università da una parte che promuove, che sostiene, ma che ci mette poi anche chi ci mette una parte, una componente importante è anche l'associazione Neon, perché la compagnia teatrale in qualche modo ha una sua componente, una componente di diversità, chiamiamola così fra virgolette, e voi lavorate tanto, buongiorno, lo ripeto ancora a Piero Ristagno che è il direttore artistico, è davvero un impegno direi costante il vostro in questa direzione, in questo senso, che poi insomma si concretizza in operazioni come quella che andate a fare al Metropolitan. Quest'anno compiamo 35 anni di attività che sono tutti conformati in questa dimensione di un teatro che è per tutti,
Stiamo vedendo intanto delle foto Sì. nel frattempo. Un teatro che per tutti quelli che hanno curiosità del teatro o vogliono sviluppare una passione per il teatro, dentro un linguaggio e una modalità operativa che parte proprio dal laboratorio che è gestito così come la regia da Monica Felloni, e che mano a mano negli anni ha sviluppato una convinzione che c'era in origine proprio come desiderio, quello di comprendere nella relazione, nel mondo delle relazioni, dove sta il problema del non comprendersi, il problema del non riuscire ad amarsi, ed è nella comunicazione. Quindi è un teatro che con convinzione affronta il tema, ma più che il tema, la prassi della relazione che riesce a funzionare, ad aggregarsi bene, perché comunica bene. E comunica in un linguaggio che è quello dell'arte, che è quello della poesia innanzitutto. Da lì lo spettacolo Libri, che è proprio dedicato, ispirato a Roberto Roversi. Ci arriviamo in questa operazione. La professoressa, quando si parla di comunicazione, quando si parla di rapporti, di interazioni, e in questo senso poi arriva anche la parte pedagogica, formativa dell'università anche. Certamente, ma infatti partiamo da questo presupposto. Innanzitutto il paradigma di riferimento è l'inclusive education, che è chiaramente un atto di indirizzo in materia di istruzione, di educazione, di formazione, si ispira proprio ai principi dell'uguaglianza, della valorizzazione della differenza, certamente anche della non discriminazione. E il teatro, in questo caso, della diversità, nasce anche per consentire ai futuri insegnanti di sostegno, perché noi dobbiamo dire che questa operazione di cui lei ha parlato è specifica, perché si rivolge questo spettacolo e questa riflessione particolarmente ai quasi 1300 corsisti che l'Università di Catania sta formando, siamo all'8° ciclo, e l'idea è questa, proprio quella di far sì che veramente il teatro diventi, c'è chiaramente una normativa, oggi il Ministero su questo ha già da anni, dal 1995, poi 97, 2012 e poi con sicuramente la riforma della buona scuola ha fatto leva, il Ministero sostanzialmente sull'importanza dei laboratori teatrali. Quindi per noi tenere in considerazione questa forma di comunicazione più alta che l'essere umano abbia creato, perché coniuga, come ben sappiamo, danza, musica, parola, gesti. Infatti domani un bravo relatore che verrà dall'Università di Torino proprio ci presenterà l'importanza dell'analisi dei segni nello spazio scenico. E questo è fondamentale per i futuri insegnanti di sostegno, che chiaramente hanno una grande responsabilità, un grande compito, che è quello, attraverso il curriculum, di realizzare un PEI mirato a svolgere chiaramente una funzione importante, che è quella dello sviluppo della persona da un punto di vista sociale ma anche personale. Con Ristagno torniamo al testo, che sarà oggetto praticamente, che poi insomma, da cui trae origine lo spettacolo, ispirazione, no? Parliamo di Roberto Roversi, scomparso nel 2012, era un grande amico di Pierpaolo Pasolini. E questo testo come è stato accolto? La mia curiosità in questo momento è poi chi va in scena, no, lo deve fare suo, e in scena ci vanno anche dei ragazzi liceali, ci vanno delle persone che hanno anche delle disabilità, e quindi mette insieme... Ci vanno pure i normali. In generale, semplicemente, però messi tutti insieme, un testo piuttosto profondo, che deve essere recepito però per poi trasmettere queste emozioni a chi sta in sala. Non si tratta di un testo teatrale di Roberto Roversi che poi viene rappresentato, è un'opera composta da Monica Felloni a celebrare una relazione, che è una relazione con Roberto Roversi,
in un incontro che determinò, una frequentazione avuta negli anni giovanili, che determinò proprio e ha ispirato l'attività di Neon. Cioè Neon Teatro ha come fonte di ispirazione Roberto Roversi. Quello che facciamo è rincontrare le parole di Roversi nelle sue poesie come noi le abbiamo interpretate, ma interpretate esistenzialmente. Cioè è una dimensione creativa. C'è una di rielaborazione grande... profonda. Sì, ma può anche essere superficiale, No, cioè, voglio dire, nel senso che se il mare è capovolto... no, però voglio dire, quando i ragazzi, gli attori, chi va in scena porta sul palco un messaggio. Loro incontrano Roberto Roversi E lo devono assolutamente poi fare proprio e trasmetterlo. È fondamentale questo. Certo, assolutamente. Bisogna credere profondamente in quello che si va a raccontare, quello che si trasmette, quello che facciamo noi ogni giorno. Ma sai in cosa alla fine riescono a credere? Nel fatto che loro sono poesia. Cioè che la persona è poesia. E quindi la dimensione, il titolo stesso, Libri, è un modo di pensare all'essere umano come se tutti quanti, poi lo siamo dei libri. E ogni giorno scriviamo una pagina. Più o meno aperti, questi libri più o meno aperti. Certo, su questo volevo chiudere con la professoressa Moulet, perché ognuno di noi, diceva prima Ristagno, è un libro che può essere più o meno aperto, perché è fondamentale poi comunicare, trasmettere nei rapporti quotidiani, così come anche nello spettacolo. Sicuramente, ma infatti Libri si ispira all'ultimo testo di Roberto Roversi, chiaramente rappresenta anche l'insieme del suo pensiero, poesia, ecco, come poeta, come scrittore, come narratore, antiquario, e certamente racconta anche questi 40 altri testi che ha pubblicato. A noi interessa sicuramente far passare questo. I libri rappresentano una metafora, chiaramente in questo spettacolo i libri sono sostanzialmente gli esseri umani. Gli esseri umani vivono delle vicissitudini, inquietudini, e i libri non sono considerati in questo caso solo come strumento di conoscenza, ma appunto come in questo caso esseri umani che vanno a rappresentare sul palcoscenico se stessi, riconoscono se stessi, riconoscendo se stessi riconoscono gli altri. Infatti qual è il collante tra libri e la questione che poi tratteremo da un punto di vista scientifico, anche epistemologico, nell'ambito di questa riflessione. Sostanzialmente i teatri della diversità riflettono proprio su questo, che l'attore è un agente in azione e con lo spettatore ha un legame particolare, perché non rappresenta un semplice testo, un'opera, rappresenta appunto se stesso con le varie vicissitudini, e diventano un tutt'uno nel momento in cui, ecco, lo spettatore, guardando, poi interagisce attraverso questa consapevolezza, che anche quindi c'è una dimensione metacognitiva importante, questa consapevolezza di sé e del mondo, dei valori, e da qui c'è chiaramente un pensiero alto, che è quello di l'importanza della anche introspezione, questo di riconoscersi o meno anche nei modelli culturali che si vengono a proporre. Ecco perché per me è importante il teatro, perché è strumento ha una funzione di riabilitazione, di risocializzazione, di rieducazione, di inclusione. Allora, ricordiamo l'appuntamento? L'appuntamento è domani, 8 febbraio, al Teatro Metropolitan con Libri. Grazie alla professoressa Paolina Moulet, ordinario di didattica e pedagogia speciale al Dipartimento di Scienze della Formazione all'Università di Catania, grazie a Piero Ristagno, che è il direttore artistico invece dell'Associazione Culturale Neon. Abbiamo dei tempi molto, ristretti, ci fermiamo, un'altra sosta, fra poco parleremo di altro, ma resteremo a parlare ancora di spettacolo e di cultura, lo faremo con Pierluigi Corallo. Restate con noi.
Buongiorno Sicilia, prosegue, adesso con noi c'è Pierluigi Corallo, attore, in questo caso anche regista, buongiorno. Sì, in realtà anche autore. È anche autore, quindi tutto. Sì, è la prima volta che faccio queste tre cose di cosa insieme. stiamo parlando? Stiamo parlando di uno spettacolo particolarissimo in cui, per l'appunto, Luigi Corallo è attore, regista, scrittore, autore, fai tu. No, in realtà sono un attore, però in questo caso debutto in queste due mansioni nuove. Allora, questo spettacolo che parla della vita animata di Walt Disney, sì. Del mitico, perché è un mito per tutti noi, insomma, ha creato personaggi che hanno alimentato la nostra fantasia, ma è non solo la nostra fantasia, la vita di tutti i giorni, dei più piccoli ma anche dei più grandi. E si parla della creatività di questo uomo, un uomo che a un certo punto si è trovato un po' in difficoltà nella sua vita, perché tutto sembrava fosse praticamente finito, poi invece l'intuizione, no? Di trasformare un coniglio in un topo, Sì. Questa è la storia, no? Come nasce Mickey Mouse, questa però tu ti ritrovi, ci diamo del certo. ti ritrovi praticamente a fare diversi personaggi sullo stesso palco. Sì. È la sintesi di tutto quello che vedremo, no? Sì, praticamente hai riassunto benissimo. Mi interessava, quando ho scritto questo spettacolo, mettere l'accento su che cosa determina il successo o l'insuccesso di una... Mi ero molto interessato a questo argomento, anche perché faccio un lavoro che è costantemente legato a questo punto. E quindi ho preso proprio il personaggio più rappresentativo del successo, in qualche modo, no? Quindi Walt Disney, che a 27 anni ha un disastro perché gli rubano i diritti d'immagine del suo cartone animato, quello su cui punta tutto, questo coniglietto. Per lui quello era il simbolo del suo lavoro, come poi è diventato Mickey Mouse. E allora poi c'è tutta una serie di vicende tra il furbo imprenditore, distributore che lo inganna, il fratello che gli dice sempre che le cose non si realizzeranno mai, che è un po' guffa su tutto, l'amico che è sempre pronto ad aiutarlo. Lui crede che basta, come spesso succede nella nostra società, quest'idea del never give up, cioè non ti arrendere mai, rialzati, e siamo un po' forse dopati da questa cosa. Allora io volevo fare una riflessione sul fatto che non è vero che basta non mollare mai, non è vero che basta alzarsi alle 5, perché poi la gente va anche sotto stress. E a lui, che invece è un sostenitore, il simbolo, no, del pensiero positivo, in realtà fallisce costantemente con questa mentalità, se non che il suo migliore amico non lo tradisce quando tutti lo tradiscono. Lui riescono a creare Mickey Mouse ed è una catastrofe. Anche Mickey Mouse non è un successo. Allora lui è disperato e parla con l'immagine di Charlie Chaplin, che è il suo idolo, il suo modello. E ovviamente non gli parla, si arrabbia col fatto che lui non gli parla e ha l'intuizione, questo me lo sono inventato io, meriti creativi, e ha l'intuizione che quello che deve fare Mickey Mouse è parlare. E lo fa nel 1927 a cavallo tra il primo film, diciamo, quando è stato fatto il primo film sonoro, Jet Singer. E quindi lui ha questa intuizione di far parlare Mickey Mouse. Prima di allora una voce umana non era mai stata sovrapposta a un cartone animato, ed è ovviamente quel cartone animato che tutti conoscono, ed è per questo che tutti lo conoscono, di Steamboat Willie, quella dove Mickey Mouse fischietta sul vaporetto, no? E quel momento lì è il momento in cui, poi tra l'altro la voce era proprio di Walt Disney, che lo doppiò fino al 47. E quindi mi piaceva molto questa vicenda da raccontare, ho letto una biografia ovviamente sua, però appunto ci ho messo dentro i vari personaggi che lo circondano. È una profonda riflessione, in fondo, no? Su quello che capita a tutti noi nella vita, perché capita un po' a tutti magari di trovarsi in difficoltà, di non avere la forza in un momento di reagire, e non sempre basta la forza, come sottolineavi, serve qualcosa in più. Forse per lui qualcosa in più è arrivato anche dal supporto della moglie, perché a un certo punto la moglie ha avuto questa intuizione di trasformare questo coniglio, tagliare le orecchie, accorciarle, e durante un viaggio in treno, se non dico in realtà succede questo, che loro stanno tornando dal fatto che hanno appreso che i diritti d'immagine di Oswald non sono più della Walt Disney, e ci sono lui e la moglie Vivian. In realtà l'idea ovviamente è di Disney, cioè lui non si dà per vinto e dice no, accorciamo le orecchie e facciamo un altro personaggio, anzi meglio così perché quelle orecchie erano troppo lunghe, cioè il pensiero ancora positivo, c'è un problema. C'è la voglia di reagire e di combattere. Sì, no? Devi sempre trovare la... E in realtà poi però lui vuole chiamare, questo topo lo vuole chiamare Mortimer Mouse.
E la moglie gli dice: no, Mortimer è orribile, chiamiamolo Ha ragione la moglie. Mickey Mouse. Non era proprio positivo, Mortimer. Sì, infatti, era perché lo voleva fare un po' più malefico di come poi sarebbe stato. E la moglie invece opta per Mickey, che voglio dire è un nome che ha accompagnato tutte quante... Oddio, mi sa che ho perso. Ci siamo persi il microfono, Sì, adesso no. torniamo. Torna il microfono. Eccolo qua, eccolo, è tornato. Praticamente la moglie ha questa intuizione di chiamarlo Mickey, decidono di chiamarlo Mickey e quindi sì, diciamo, nasce da questo loro dialogo. Però la curiosità di questo spettacolo è di trovarsi solo sul palcoscenico, no? Sì. C'è una complessità, c'è una difficoltà dico, sicuramente è un continuo monologo di fatto. Sì, io lo spettacolo lo avevo scritto per portarlo dentro le scuole, in alcune scuole, infatti ho fatto delle letture anche in passato per vedere come funzionava, non ho mai fatto uno spettacolo, questo diventa uno spettacolo vero e proprio. E quindi l'idea era che andavo da solo e facevo un po' le voci, e siccome io ho sempre fatto le imitazioni, allora quando mi hanno chiamato ho un po' improvvisato perché non sapevo come caratterizzare questi personaggi e quindi gli ho dato delle voci di persone che io conoscevo e quindi poi li ho riscritti facendo parlare proprio quelle voci che conoscevo e quindi oramai è diventato uno spettacolo a una voce sola, cioè per un interprete unico, però appunto cambiando i personaggi. Poi in questa edizione finalmente teatrale dello spettacolo è possibile, grazie all'aiuto delle luci, dei costumi, con un gesto anche in scena segnalare che si sta diventando un altro personaggio e quindi la cosa spero che piaccia, che convinca. Io mi diverto molto a farlo. Prima di salutarci, questo è uno spettacolo che parla di cartoni animati, però nello specifico non è proprio indirizzato ai bambini, no, perché assolutamente. sono profonde riflessioni che riguardano gli adulti. Sì, il cartone animato è lo spunto per... No, anzi, non è neanche indicato perché i bambini, cioè di cartone animato si vede poco, cioè si vedono i cartoni animati come vengono animati, però i disegni come vengono animati o come venivano. Però il punto è proprio la riflessione, è uno spettacolo per adolescenti, cioè la riflessione che cosa vuoi fare nella vita e come è opportuno che tu ti comporti. La riflessione però la fai al ragazzo o all'adulto su come comportarsi rispetto a questo. Poi, quindi è una tematica che va diciamo dalle scuole superiori in su, ma io direi che va dalle scuole superiori in su per molto in su, perché in realtà è una tematica che io con i miei 47 anni, che questi baffi mi invecchiano, però ne ho solo 47 perché sono un po' costretto per lo spettacolo, però in realtà io nei miei 47 anni non mi sento abbastanza grande da dire è una tematica che non mi riguarda più. Anche oggi mi fermo e dico che cosa voglio fare, come voglio migliorare questa situazione e come faccio? Vado in palestra, cerco l'amicizia, cerco la raccomandazione, studio di più, credo nell'energia positiva, prego, cioè qual è la strategia? Ed è una riflessione su come comportarsi. Sicuramente bisogna cercare di fare chiarezza su quello che si vuole e forse questa è la cosa che a molti sfugge. La gente sempre dice no, vorrei stare meglio, vorrei fare meglio. Ma come voglio stare meglio? Che cosa vuoi faccio? esattamente? Esatto. Parti da che cosa vuoi esattamente, poi da lì capiamo come si fa. Ricordiamo allora che il debutto è stasera, alle 20:45, Sala Verga, ci saranno diverse repliche sino al 12 di febbraio. Sì, fino al 12 febbraio, 3 sono destinate alle scuole, saranno quella di domani, di dopodomani e di lunedì, mentre la recita di questa sera alle 20:45 e quella di sabato alle 5, alle 17, è uno spettacolo aperto al pubblico anche più grande, quindi mi auguro che verrà più gente possibile. Ce lo auguriamo anche noi, in bocca al lupo a Pierluigi Corallo per questa vita animata. Viva vita animata. Grazie A voi. Ci fermiamo, pubblicità e poi torniamo insieme. Buongiorno Sicilia, adesso parliamo di sport, uno sport particolarissimo, la kickboxing, e parliamo con una campionessa europea e con il suo allenatore. Buongiorno a Giuliana Parisi. Buongiorno. E a Graziano Falzone. Salve, buongiorno e grazie. Allora, stiamo vedendo, abbiamo sul tavolo quella che è la cintura, no? Che si indossa dopo aver conquistato un titolo.
sui ring ci sono questi, non c'è la coppa, sul ring si dà la cintura a chi vince. La prima domanda che viene subito, che la kickboxing non viene associata in maniera diretta ad una donna, no? O comunque gli sport sul ring in generale, anche se ormai da alcuni decenni c'è stata questa apertura, questa evoluzione. La box già si era sdoganata, ma la kickboxing, che combina tecniche di più arti, di tecniche di difesa, è una delle novità, anche se comunque affonda le radici in Giappone, credo nei primi anni 60. Mi sono preparato, preparatissimo, ho fatto un po' di studi. Però, Giuliana, come sei arrivata alla kickboxing e perché ci sei arrivata? Allora, diciamo che effettivamente io facevo tutt'altro tipo di disciplina, perché io vengo da un passato da ballerina di danza classica. Stavo per dire danza. È moderna, che ho praticato fino all'età di 16 anni, poi ho deciso di cambiare rotta. Un mio vecchio maestro mi ha buttato lì, diciamo, come dire, mi ha messo quel tarlo in testa, no? E ha detto: ma perché non provi? E da lì ho iniziato però a praticare, diciamo, kickboxing, ma sul tatami, perché la kick ha diverse discipline, quindi ho iniziato con il contatto leggero, che ho praticato per tanti anni. Credo che comunque sia dovuta a questa mia voglia di fare questo sport, perché sono stata sempre una ragazza un po' introversa, e quando io mi metto in gioco poi lì esprimo me stessa al massimo. Ma è una caratteristica di tutte le persone che diciamo praticano poi questi sport, in generale si cerca praticamente gli sport diciamo singoli in qualche modo sono proprio quelli gli sport individuali, sono quelli che ti portano ad avere. Graziano, tu sei allenatore, ma hai anche un passato da atleta, credo, non so se oggi continui a combattere. Oggi no, non combatto, più, però sei stato campione mondiale, voglio dire, hai vinto la Coppa del Mondo di full contact, quindi stiamo masticando, voglio dire, e parliamo sempre di sport molto, molto vicini, comunque che hanno una stessa radice, no? Sì, certo. Sono quelli che arrivano in ogni caso dall'Oriente, non sì, nascono, certo, non la kickboxing è l'evoluzione del karate, possiamo dirla così. Io consiglio a tutti di praticare gli sport da combattimento, perché danno consapevolezza delle proprie capacità, soprattutto in questo periodo, e soprattutto alle donne. Da un punto di vista muscolare fa bene, è tonificante, e comunque dà una preparazione per tutti gli avvenimenti, speriamo, spiacevoli, che non si debbono mai presentare per strada, sia per le donne che per gli uomini, soprattutto in questo periodo che... Un corso di autodifesa? Sì. Forse bisognerebbe anche incentivare. Ma probabilmente sì, servirebbe, aiuta. Abbiamo provato tante volte a cercare di indirizzare le persone nel nostro mondo. Purtroppo lo sport è visto sempre come sport calcio, sport di squadra. Il nostro è uno sport un pochettino più articolato, quindi dobbiamo provare a dargli un pochettino la giusta via. Motivazione. Sì, anche. Esattamente. Poi quando entrano in palestra non se ne vanno più. Il problema è farli entrare in palestra. Ma quante sono le donne che, nello specifico a Catania, praticano la kickboxing? Allora, io posso parlare, nella mia struttura sono parecchie. Non tutte magari vogliono combattere, però ci sono quelle che combattono, diciamo, che sono riuscite a fare tante cose nello sport. Ad esempio Giuliana è una di queste. Giuliana, tu hai vinto di recente il titolo, alla fine, il 27 di gennaio. 27 gennaio. C'è stato questo raduno che si è svolto a Battiati, al Palabattiati, dove sono arrivati atlete, immagino, diciamo, da tutta Europa, per tutto il mondo. Quindi lei ha gareggiato per la Coppa, lei diciamo, ha gareggiato per l'europeo. Ha fatto il titolo europeo professionistico WKO contro una greca. Poi c'erano altre 3 nazioni, c'era l'Olanda, la Spagna. La Spagna hanno portato un ragazzo che ha fatto un titolo intercontinentale con un altro ragazzo siciliano, che saluto, Giuseppe Gennuso, allenato da un grandissimo amico mio, Bruno Bodinderi, dove anche lui ha vinto il titolo intercontinentale, e un altro mio allievo nella categoria juniores ha combattuto con un polacco e ha vinto per KO alla prima ripresa. Diciamo allora che la Sicilia ha dato grandi soddisfazioni, valere, non ci possiamo assolutamente lamentare. Giuliana,
arrivare a conquistare un titolo sempre che riguarda tutto il continente, no? È una grandissima soddisfazione a livello personale. Immagino che questo possa essere da stimolo anche per tutte le altre che sono in palestra e magari chi ci sta guardando. Sì, sicuramente sì. Io infatti cerco sempre di stimolare le ragazze che sono in palestra da noi a impegnarsi per arrivare magari al risultato che io ho ottenuto. Ma è faticoso? Faticosissimo. Richiede sicuramente tanto impegno, dedizione, proprio ci vuole testa. Quante ore al giorno ti alleni? Mi alleno tutti i giorni intanto, 2 volte al giorno, mi sono allenato 2 volte al giorno per ovviamente arrivare a questo risultato. Sono andata a correre la mattina presto alle 5:30 di mattina, poi doppio allenamento, quindi la sera di nuovo in palestra a fare il resto. La parte tecnica è diciamo di preparazione fisica. C'è una componente atletica e una componente anche di tecnica, perché bisogna acquisire la tecnica. Mentale, quella tanto, perché ci sono tanti momenti a volte di sconforto durante la preparazione dove perché magari non si raggiungono gli step che ci si prefigge. Esattamente. Ma diciamo che allora, Giuliana è l'allievo modello, posso dire io, cioè fa tantissimi sacrifici che, come dice lei, dal lavoro agli allenamenti al cibo, perché anche l'alimentazione è un punto fondamentale nella fase di preparazione di un atleta. E Giuliana in questo è stata sempre impeccabile, diciamo che è la mia allieva, ma in palestra è la mia seconda a tutti gli effetti e diventa un punto di riferimento per stiamo tutte le parlando ragazze. Con un campione del mondo e una campionessa d'Europa, quindi diciamo che abbiamo nello studio. Ma la danza per esempio ti ha aiutato in questa disciplina? Assolutamente sì, perché comunque la danza ti stiamo dà vedendo alcune immagini nel frattempo. Sì, anche dei calci, ora io non so tecnicamente come si chiamano i colpi. Sì, però. la coordinazione, l'elasticità ovviamente, perché nella danza si sa, no? Si fa molto stretching, molta mobilità articolare, che sicuramente in uno sport come questo, che prevede l'utilizzo di tecniche di pugni e calci, sicuramente è di aiuto. Certo. Quindi è stata... Fra poco ci dovremmo fermare, però i prossimi appuntamenti cosa avete in mente in questo momento? State preparando qualcos'altro? Perché adesso c'è il titolo europeo. Allora, lei in programma c'ha il 15 di giugno, dovrebbe andare a combattere in Olanda in un circuito mondiale che si chiama Infusion, che è il terzo circuito più grande che c'è nel mondo, e poi da lì, se va bene, proveremo alla conquista del titolo mondiale. Allora noi non possiamo che augurare a Giuliana che i suoi sogni si possano realizzare, perché intanto c'è qui questa splendida cintura European Champion, ci dice che tu sei la campionessa europea di kickboxing, la World Kickboxing and Karate Union, questa è la dicitura esatta di questo titolo. Complimenti davvero, immagino che tante ragazze che magari ti stanno vedendo in questo momento, stanno vedendo la nostra trasmissione, magari ne so, decideranno di avvicinarsi a questo sport per questioni personali di autodifesa, ma anche per fare attività fisica. All'Accademia del Combattimento invece di Graziano Falzone auguriamo di poter sfornare altri campioni per il prossimo futuro. Adesso noi ci godiamo il nostro almanacco e poi ci ritroviamo per capire che cosa ci riservano oggi le stelle. Oggi parleremo di come risolvere i problemi di pelle grassa. Prima di tutto vi consigliamo di provare delle lozioni a base di oli essenziali di salvia, lavanda, rosmarino, eucalipto, menta e bergamotto. Ma il vero toccasana per la pelle grassa è senza dubbio una maschera fatta in casa. Ecco come prepararla. Mescolate un po' di argilla con dell'acqua fino ad ottenere una sorta di pasta. Applicate questa maschera sul viso e lasciatela in posa per 10 minuti o fino a quando sarà completamente asciutta. È periodo di sessione di esami. Avete bisogno di un aiuto per concentrarvi meglio durante lo studio o un compito impegnativo? Provate a masticare un chewing gum. Infatti, la gomma da masticare può aiutare a mantenere la concentrazione per un periodo più lungo su attività che richiedono un'attenzione continua, come ad esempio una lezione di algebra. Questo è quanto affermato da una ricerca pubblicata sulla rivista British Journal of Psychology. Buono studio a tutti!
pettinare le bambole. Beh, il suo significato non ha nulla a che fare con le bambole e i pettini, è un'espressione colorita usata per indicare una persona che sta perdendo tempo in attività inutili o insignificanti. In inglese l'espressione corrispondente è navel gazing, che letteralmente significa guardare il proprio ombelico. Anche se può sembrare strano, l'idea è la stessa, cioè perdere tempo in attività che non portano a nulla di concreto. E adesso noi cerchiamo di essere molto concreti per cercare di capire che cosa ci dicono oggi le stelle. Buongiorno Marco Amato. E le tazze Buongiorno, e le buongiorno Angelo, tazze. buongiorno Manuela, buongiorno Ciao, Sicilia. Una tazzina colorata. Floreale, in onore di sì. Sanremo. Floreale. Sì, che Ebbene sì, ieri in onore sera di è Sanremo. iniziato il carissimo Sanremo, quindi fiori ovunque. Io sono un patito dei fiori, del caffè e di Sanremo. Stamattina E ci della buona ci musica. racconti qualcosa di Lewis Hamilton che ha deciso Ebbene di fare sì, questo è un salto. personaggio che mi ha molto colpito, che tra l'altro ha scosso un po' gli ordini sportivi, perché è salutato come una splendida notizia. Ecco, Hamilton lo vediamo in sovraimpressione, stilosissimo, è un Capricorno, quindi grande lavoratore, grande tenacia, grande forza. I Capricorno, vi ricordo che nascono vecchi per maturare giovani, quindi la sua età, che è stata sottolineata, perché quando entrerà nel roster Ferrari assieme a Leclerc, e quindi questo roster avrà due piloti assolutamente vincenti e grandi, avrà 40 anni. Ma è proprio quello che mi ha incuriosito e vi volevo porgere oggi, è che proprio il Capricorno ha questo strano rapporto col tempo. È segno di Saturno mastigoforo, che mangiava i figli proprio perché era l'unico dio vittima del suo stesso potere. Il dono di Capricorno è quello di essere già fin da piccoli responsabili, coesi, forti, grandi lavoratori fin da subito. Dopo i 36 anni cominciano invece a godersi la vita. Bene, salutare questo Capricorno che porterà a Ferrari, si spera, tanta speranza e tanta vittoria, peraltro sottratto a Mercedes, quindi insomma c'è chi ride e c'è chi piange. Bisogna vedere, però Come- scusami Marco, se Mercedes poi si consolerà con Verstappen, speriamo di no, Speriamo di no, però dico, il bello della competizione è che ci siano sempre tanti campioni. Chiaramente noi tifiamo per il nostro Ci rosso mancherebbe, nazionale, ci che ha mancherebbe. fatto la storia dell'automobilismo, quindi mi piaceva oggi raccontarvi di come il cavallino rosso può incontrare un Capricorno vincente. Ma oggi, parlando di astrologia, a parte la luna in Capricorno, è iniziato il percorso di Mercurio in Acquario. Cosa significa? Mercurio è pianeta della comunicazione, Mercurio il dio messaggero che era da tramite tra il Monte Olimpico e il mondo degli uomini. Veloce e messaggero, ecco, la comunicazione nel nostro oroscopo e nelle rotazioni predittive planetarie è rappresentata proprio da Mercurio. L'Acquario è un segno d'aria, per cui è chiaro che Mercurio si esprime benissimo in quest'area zodiacale, è l'archetipo dell'intelligenza nel segno della geniale originalità. Quindi Gemelli, Bilancia, Acquario, ottimo, ricominciate a comunicare, arrivano buone notizie, nuove relazioni, tutto diventa un pochettino più veloce. Ma essendo che Mercurio si congiunge a Plutone, fa venire fuori delle cose sotterranee e quadra Urano, per cui proprio il pianeta della velocità uraniano, alcuni segni invece dovranno rallentare e godersi anche la contemplazione del fatto che a volte fare nulla o poco, o fare tutto con il tempo senza stress, è la soluzione migliore per addivenire a un risultato. E in questo senso Toro e Scorpione dovranno imparare bene questa lezione. Il Leone, Mercurio ce l'ha in opposizione, quindi è chiarissimo al Leone intelligere in una maniera diversa e capire qual è la strada giusta comunicativa. Sagittario e Ariete ne godono a piene mani, in particolare in amore Ariete e Sagittario negli affari, perché devono concludere alcune cose molto interessanti. Il Capricorno lo perde, viene meno ai segni di terra, appunto, quindi la Vergine ha meno forza comunicativa e quindi dovrà di nuovo sospendere dopo una breve accelerazione qualche
qualcosa. Capricorno però lo mette in seconda casa ideale, per cui iniziano dei progetti importantissimi, quindi via Capricorno, basta teoria, è ora di attuare la pratica. Bene anche per il Cancro, per cui finisce l'opposizione. E detto questo, e avendo raccontato un po' di tutto il percorso del messaggero alato per tutto lo zodiaco, signori, vi auguro un ottimo proseguimento di giornata. Grazie Marco. A domani. Allora, una pillola su Sanremo? Sì, c'è un escluso che insomma si lamenta sul Corriere della Sera. Albano dice: volevo entrare in gara, deluso dal direttore. L'anno scorso ho presentato il brano nuovo ad Amadeus e lui mi ha detto di presentarmi come ospite d'onore e poi di tornare l'anno successivo in gara, e così ho fatto. E Amadeus invece quest'anno mi ha detto che non mi vedeva più a Sanremo, ma Sanremo è soprattutto la gara. Escluso Albano e vabbè. Ci sarà un'altra possibilità, speriamo. No? Allora, adesso vediamo che cosa è successo il 7 febbraio. Cominciamo a raccontare alcune delle date importanti. 7 febbraio del 1871 James Morrison brevetta il primo trapano da dentista, una macchina che rivoluziona l'odontoiatria facendo diminuire la diffusa consuetudine dell'estrazione chirurgica. Immaginatevi il sollievo dei pazienti che non devono più subire l'orrore di vedersi strappare i denti con le tenaglie. Passiamo al 7 febbraio del 1914, quando nasce il personaggio di Charlotte, creato e interpretato da Charlie Chaplin. È un vagabondo simpatico e maldestro che si trova sempre in situazioni comiche e surreali. Il suo aspetto, con il cappello a bombetta, i baffetti, il bastone e i pantaloni larghi, diventerà iconico. E poi arriviamo al 1935, quando Charles Darrow, un ingegnere disoccupato, propone alla casa editrice Parker Brothers un gioco di sua invenzione, il Monopoly. Il gioco però viene rifiutato perché è considerato troppo complicato e lungo, ma Darrow per fortuna non si arrende, produce e commercializza in proprio questo gioco che chiaramente ha un successo mondiale, e planetario. ancora oggi noi Non ha età, non ha epoca, non ha niente. Esattamente. Passano altri 5 anni. Siamo al 1940, quando la Disney lancia Pinocchio al cinema. Il film, ispirato dal celebre romanzo di Carlo Collodi, racconta le avventure che state vedendo di Pinocchio, una marionetta di legno che prende vita grazie alla fata turchina che sogna di diventare un bambino vero. Il film è un capolavoro di animazione, vince 2 Oscar. 1984, 7 febbraio, Bruce McCandle è il primo astronauta a muoversi liberamente nello spazio senza essere attaccato alla navetta. Bellissima questa immagine. Può farlo grazie ad uno zaino a propulsione realizzato dalla NASA dal peso, pensa, di 140 kg. E poi il 7 febbraio del 1992 invece i 12 stati della Comunità Economica Europea firmano il Trattato dell'Unione Europea, appunto noto come Trattato di Maastricht, dal nome della città olandese dove si svolge la cerimonia. Il trattato prevede la creazione di una cittadinanza europea e di una moneta unica che poi appunto è l'euro. Siamo al 7 febbraio del 1952, lo vedete già. Nasce Vasco Rossi, considerato uno dei più grandi e influenti artisti del rock italiano. Ha iniziato la sua carriera nel 1977 con il suo primo album Ma cosa vuoi che sia una canzone? Insomma, la canzone è diventata un grande successo, nel senso, per lui. Da allora ha venduto oltre 35 milioni di dischi, diventando il cantante italiano con il maggior numero di dischi di platino. E tra le sue canzoni più famose c'è quella che abbiamo già sentito in sottofondo, Un senso, che fa parte di Buoni o Cattivi del 2004. La canzone è una riflessione sulla vita, sul suo significato che si esprime con il famoso voglio trovare un senso a tante cose, anche se tante cose un senso non ce l'ha. Anche noi vogliamo trovare un senso a tante cose. Allora sentiamo proprio Un senso di Vasco Rossi e l'appuntamento con Buongiorno Sicilia a domani. Grazie Emanuela.